Il 14 di gennaio io ero qui che stavo raccogliendo l'erba per i miei porcellini d'India e purtroppo uno dei miei gatti mi ha seguita, ma è rimasto, siccome io venivo da sud, diciamo, è rimasto di là del canale, non è venuto di qua da me. A un certo punto ho visto arrivare da di là due cani di grossa taglia e dietro a loro il proprietario, un uomo corpulento. Dopo qualche minuto dall'aver visto arrivare i due cani e poi il terzo, ha visto anche il suo gatto aggredito da uno di questi. 3 cani liberi, senza collare o guinzaglio, a zonzo in via Ragusa, una zona molto frequentata da persone che passeggiano o fanno sport. A un certo punto uno dei due cani, quello grigio e nero, si è accorto del gatto dall'altra parte del canale, al che ha preso la picchiata verso il ponte, ha attraversato il ponte e è andato verso il gatto, il quale si è accorto, ha iniziato a scappare, ma purtroppo ovviamente gli altri due cani l'hanno seguito e io dietro a loro. La signora è poi riuscita a recuperare il gatto e portarlo dal veterinario, ma per lui non c'è stato niente da fare. Contatti con il proprietario comunque non ce ne sono stati. So che lui mi ha cercata per scusarsi, cosa che a me non interessa assolutamente, ok? Io non voglio che si scusi, voglio che la smetta di comportarsi così. Ora è tutto nelle mani di un avvocato, ma in quella zona la signora segnala che ci sono anche altre persone che lasciano i cani liberi, un fatto gravissimo. Che non mi vengano a dire che è buono perché i denti li ha. E può esserci qualsiasi motivo che gli fa venire in mente qualcosa che lo porta a mordere. I denti li ha. Ecco comunque l'appello e l'identikit dei cani, chi li vede li segnali alla polizia locale. Sono 3 cani di grossa taglia. Uno è grigio e nero, a macchie grigio e nero, inconfondibile, e è snello col muso allungato, tipo un cane da caccia. Un altro è beige, corpulento, con la testa grossa, e un altro è un pastore tedesco. Se in tanti denunciamo questa cosa, riusciamo a fermare questa persona che sta terrorizzando vari cittadini.